Commissione Sviluppo Strategico del Libero Consorzio si riunisce e parla di aeroporto. Servono 5 milioni per il progetto, ma il Ministero sull'aeroporto chiede dati che, se non adeguati alle aspettative, potrebbero vanificare tutto. Il sindaco Vicicchi ai nostri microfoni. Arriva il finanziamento per il Mandorlo, la giunta comunale delibera 3 milioni per il decoro urbano, l'inchiesta della Corte dei Conti e normale attività di controllo. I maestri del lavoro discutono di lavoro e cultura uguale sviluppo e legalità. Un tavolo per la gestione dei fondi europei e Schifani parla di reddito di povertà e sostegni alle imprese. Odontoiatri a convegno su contenzioso e rischi connessi all'attività svolta. Cittadini esausti, perdite d'acqua in via Piersanti Mattarella e via Gioeni al buio. Grande serata di musica ieri al Postavecchia. L'abilità artistica di Marco Tamberi con un pianoforte fa rivivere i Genesis, pubblico entusiasta. Impegni dell'Acragas e del campionato di eccellenza nel fine settimana. Un saluto dalla nostra redazione. In apertura parliamo di aeroporto perché si è riunita la Commissione Sviluppo Strategico del Libero Consorzio e ha proprio parlato, tra le altre cose, di aeroporto. Ciò che è emerso è che servono 5 milioni per il progetto, ma aggiungiamo noi anche dati che possano convincere il Ministero. Una situazione non semplicissima. Sentiamo. Riunione della Commissione Sviluppo Strategico del Libero Consorzio di Agrigento. L'organismo ha parlato della questione aeroporto, sulla quale il ministro Matteo Salvini ha detto: stiamo studiando il piano di fattibilità e sostenibilità. Nel corso dell'incontro è emersa la necessità che possa darsi corso in tempi brevi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'aeroporto, per il quale, ricordiamo, sono necessari ben 5 milioni di euro. Adesso il problema è che qualcuno se ne faccia carico. Il presidente della commissione, Stefano Castellino, ha lanciato l'idea di un affidamento dello stesso tramite una gara, mentre Piero Amel ha suggerito che il Libero Consorzio possa anticipare le somme necessarie da recuperare poi a progetto finanziato. Pare, ma non ci sono notizie ufficiali che il Ministero possa essersi espresso circa il sito che potrebbe ospitare la struttura aeroportuale. Ricordiamo che sono tanti i dati che ha chiesto il Ministero sul progetto dell'aeroporto da fare eventualmente sorgere nella piana di Licata. E a tal proposito si dovrà produrre una convincente mole di dati sull'analisi costi-benefici, il dettaglio dei costi, la loro sostenibilità economico-finanziaria, l'effettivo traffico aereo ragionevolmente prevedibile nello scalo in relazione anche a quello degli altri aeroscali dell'isola. Insomma, seppur una lodevole e ottima idea, si resta un po' perplessi con il Ministero che da un lato lascia intendere che potrebbe concedere l'autorizzazione, ed è una posizione di equilibrismo politico, ma dall'altra chiede informazioni che potrebbero ad una successiva valutazione infrangersi sui numeri e vanificare il tutto, liquidando il sogno agrigentino di avere una struttura aeroportuale. Adesso parliamo di Agrigento, dove la giunta comunale nella tarda serata di ieri ha deliberato l'utilizzo di 3 milioni di euro da destinare al miglioramento del decoro urbano. E poi abbiamo parlato dell'inchiesta della Corte dei Conti, che secondo il sindaco è un atto dovuto alla normale attività della Corte dei Conti, e il Mandorlo che è stato finanziato. Il sindaco Vicicchi. Sindaco, il Consiglio ha convalidato il voto per la variazione di bilancio. Ecco, come dopo 2 sedute andate a voto si rischiava il commissariamento, quindi vuol dire che la sagra si farà
e che trasferimenti avverranno, il suo punto di vista? No, beh, io ringrazio tutti i consiglieri presenti in aula che hanno avuto un grandissimo senso di responsabilità e hanno dimostrato grande maturità, perché non hanno approvato un qualcosa fine soltanto a se stesso o all'amministrazione comunale, hanno dato una svolta all'intera città di Agrigento, perché approvando questo consuntivo, quindi si sbloccano quelle somme che noi abbiamo in avanzo, addirittura i 3 milioni li abbiamo da 21 anni nelle nostre case, quindi questo vuol dire più decoro, più pulizia, più infrastrutture, più viabilità per la nostra città. Cerchiamo, quindi, grazie a questa grande opportunità e al lavoro fatto dal mio assessore Patrizia Ricci, ma anche al resto dell'intera giunta e quindi alla fine il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri tutti, ma anche al lavoro che verrà fatto poi in futuro, Agrigento potrà avere qualcosa in più rispetto agli anni passati. Sindaco, un'ultima domanda, l'inchiesta della Corte dei Conti aperta su Agrigento Capitale della Cultura la preoccupa un poco? Assolutamente, io non penso che sia un'inchiesta, dalle carte che ho letto è un atto dovuto, la Corte dei Conti vigila su tutte le amministrazioni, vigilerà anche giustamente su quello che saranno le attività di Agrigento Capitale della Cultura. Ripeto, non mi sembra che abbia il tono di un'inchiesta, ma un lavoro di routine. Sindaco, però la città chiede più organizzazione, un po' di più pulizia, più accoglienza. Ecco, sono temi semplici. Cosa farete in questo senso? Ma l'ho detto poco fa, grazie a quello che è stato approvato dal Consiglio, con i soldi che abbiamo in avanti cercherò di rivoluzionare un po' proprio quello che mi diceva poco fa, pulizia e decoro. Lavoro e cultura, sviluppo e legalità ne hanno discusso oggi in un interessante convegno i maestri del lavoro. Presidente, oggi Maestri del Lavoro qui in un interessante convegno su sviluppo, legalità e lavoro, alla presenza anche delle massime autorità, segno che la vostra federazione ha un ruolo importante nei tessuti e nei territori urbani e non solo. Grazie per questa domanda, perché noi maestri del lavoro ci chiamiamo così perché ci siamo fortemente impegnati, più di quello che è il dovere, nel mondo del lavoro e ci distinguiamo oggi per mansioni di volontarietà nel mondo della scuola, per avvicinare i giovani al lavoro, perché il lavoro è il primo dei temi dei 4 che sono nella nostra odierna giornata, allontanano i giovani dal mondo della criminalità, perché il lavoro significa dignità e libertà, significa avere anche disponibilità economica, che sono tutti temi che, mancando, costituiscono la fragilità dei giovani. La cultura ad Agrigento, 2600 anni di storia, con una cultura profonda e grandi premi anche Nobel della nostra città, abbinati assieme sicuramente daranno un contributo allo sviluppo di questo nostro territorio e sicuramente la legalità, che è un concetto fondamentale che ci guida. Che messaggio lanciare nazionalmente qui ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025? Intanto una sottolineatura di quelle che sono le bellezze di questo nostro paese meraviglioso che è l'Italia, che ogni anno va ad individuare una città simbolo, una città eccellente. Quindi in questo caso la nostra presenza qui per sottolineare questa scelta, credo estremamente fortunata e qualificata, di una città straordinaria. Il messaggio peraltro è quello che portiamo generalmente sempre nelle nostre scuole con la testimonianza formativa, è quello che parte dalla speranza che diamo ai nostri ragazzi che sono nelle scuole, e anche conoscenza, la conoscenza che noi abbiamo acquisito attraverso un percorso formativo di professionalità che mettiamo a disposizione dei ragazzi. Voi avete scelto proprio Agrigento per il vostro congresso nazionale? Abbiamo scelto Agrigento proprio perché è per noi tradizione che la città che costituisce la capitale culturale del nostro paese meraviglioso veda la presenza del Consiglio nazionale, che testimonia la vicinanza con la comunità di quella città e con le istituzioni della città. Il vostro ruolo nel territorio, Presidente? Il nostro ruolo nel territorio è soprattutto vicinanza alle istituzioni che abbiamo detto, alle imprese, alle famiglie e ai ragazzi. Quindi noi abbiamo maestre e maestre presenti nelle scuole tutti i giorni per dare un contributo al loro percorso formativo. Ecco, la vostra presenza oggi qui in questo congresso regionale ad Agrigento, la funzione dei maestri del lavoro, è una funzione determinante, come ha citato anche il Presidente della Repubblica nel suo discorso finale.
Sì, ovviamente noi siamo qui presenti perché stiamo ospitando il nostro Consiglio nazionale in qualità che Agrigento è capitale della cultura. Abbiamo scelto e chiesto alla nostra federazione di venire qui ad Agrigento e onorare questo titolo. Quindi è fondamentale che i maestri del lavoro in questa occasione della cultura sia presente sia per la nostra mission e sia per il nostro impegno sia nel sociale e volontariato e tutto quello che facciamo per il territorio e per la Sicilia. Siamo una grande squadra in Sicilia, tutti i consoli sono qui con noi per il Consiglio nazionale, faremo anche il nostro congresso siciliano subito dopo nel pomeriggio e vogliamo portare avanti i maestri, quelli che siamo, il nostro impegno. Un riconoscimento le è stato conferito come Istituto Gallo per la grande collaborazione che voi avete con i maestri del lavoro di Agrigento. Sicuramente è un grande onore avere un riconoscimento come scuola che aiuta i ragazzi a scoprire quella che è la loro strada e a pensare il lavoro come un servizio per gli altri e per il territorio. Ci fa un grande onore e ci ripaga di sacrifici e di difficoltà che alle volte nel nostro percorso si incontrano. Certo, la collaborazione con i maestri del lavoro rappresenta per la scuola non solo un esempio di buona prassi, ma è anche e soprattutto un valore aggiunto perché contribuisce a rendere la formazione che noi diamo ai nostri ragazzi completa in tutti i suoi aspetti. I maestri del lavoro periodicamente incontrano i nostri giovani del triennio e li aiutano a scoprire tutti gli aspetti legati alla vita lavorativa. I ragazzi sono molto curiosi e desiderosi di avere informazioni e loro sanno fornirle con la professionalità e con la signorilità che li contraddistingue. Quindi veramente da dirigente dell'Istituto Gallo mi onoro di questa collaborazione e veramente questa rappresenta un esempio virtuoso di quello che la scuola deve essere, di quello che la scuola, a cui la scuola deve tendere. I maestri del lavoro oggi per Capitale della Cultura hanno deciso di effettuare il loro convention nazionale proprio nella nostra città. Sindaco, lei ha salutato la delegazione che arriva da tutta la nazione. Sì, lusingato oggi di essere stato invitato. I maestri del lavoro sono un fiero all'occhiello della nostra nazione. Si è parlato di lavoro, si è parlato di legalità, si è parlato di cultura. Penso che un'iniziativa come questa va valorizzata. Sono sempre a fianco alle istituzioni e noi anche come istituzione, e in questo caso io come amministrazione comunale, sono sempre anche al loro fianco, si collabora sempre per portare avanti questo spirito di legalità e da diffondere anche in tutte le scolaresche. Non lo fanno un lavoro profuso, girano proprio gli istituti scolastici, parlano ai ragazzi affinché poi possano loro acquisire quegli ideali che potranno essere come una linea guida per il resto della loro vita. Adesso parliamo dell'attività della Regione Siciliana che avvia un tavolo per la gestione dei fondi dell'Unione Europea e poi il Presidente Schifani che rilascia una dichiarazione sul reddito di povertà e il sostegno alle imprese. Tavolo regionale per il coordinamento delle risorse europee e nazionali. L'obiettivo è migliorare la sinergia tra i diversi fondi di investimento in Sicilia. Il nuovo organismo coordinerà l'attuazione delle politiche di coesione nell'isola, attraverso la gestione integrata delle risorse disponibili nei vari programmi di sviluppo nazionali e comunitari. La decisione di insediare il tavolo arriva a pochi giorni dalla riunione per affrontare alcune criticità emerse nell'attuazione del programma FESR 2021-2027. In quell'occasione era stato stabilito di avviare un nuovo gruppo di lavoro per svolgere un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento della spesa e individuare soluzioni per accelerare le procedure. La task force, in particolare, si occuperà del coordinamento delle risorse FESR, FSE+, FEASR, FEAMP e PNRR, definendo linee di intervento operative tra la programmazione regionale del ciclo 2021-2027,
Gli strumenti a gestione diretta della Commissione UE e i programmi nazionali, tra cui il Piano Sviluppo e Coesione, il Programma Operativo Complementare e l'Accordo per la Coesione. Cari siciliani, oggi voglio parlarvi di due importanti misure che la Regione ha messo in campo per sostenere chi sta attraversando un momento di difficoltà. Sappiamo che tante famiglie siciliane fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. L'aumento dei prezzi, le spese quotidiane che diventano insostenibili, la mancanza di opportunità lavorative sono problemi reali che toccano da vicino molte persone. Per questo vogliamo dare un aiuto concreto a chi è in condizione di maggiore difficoltà economica. È già online dal 25 di febbraio con grande successo la piattaforma telematica gestita dall'IRFIS che rende operativo il reddito di povertà, un contributo una tantum destinato ai cittadini che si trovano in una situazione di disagio. Questo sostegno non risolve tutti i problemi, lo sappiamo, ma rappresenta un segnale di attenzione ed un aiuto immediato per chi non ce la fa. Sarà un sistema semplice e rapido, perché vogliamo che il contributo arrivi il prima possibile a chi ne ha davvero bisogno. Un'iniziativa che già nei primi giorni ha registrato un boom di richieste, dimostrando che si tratta di una scelta giusta e necessaria. A disposizione ci sono 30 milioni di euro che saranno erogati alle famiglie residenti in Sicilia da almeno 5 anni e con un ISEE inferiore a 5.000 euro. Il nostro impegno è chiaro, nessuno deve essere lasciato indietro. Ma il nostro impegno non si ferma alle famiglie. Sappiamo bene che anche le imprese siciliane stanno vivendo un periodo difficile. Il caro mutui, dovuto all'aumento dei tassi di interesse, ha colpito duramente le attività produttive, mettendo in difficoltà aziende che da anni danno lavoro a migliaia di persone. Per questo motivo, sempre attraverso l'IRFIS, la nostra finanziaria, abbiamo attivato un contributo destinato proprio alle imprese siciliane che hanno subito un aumento dei costi dei finanziamenti. Abbiamo messo a disposizione 45 milioni di euro, una somma importante, per sostenere chi ogni giorno investe, crea occupazione e contribuisce alla crescita della nostra regione. Oltre 5.000 aziende hanno fatto domanda. Sappiamo che le difficoltà non si risolvono con un solo intervento, lo sappiamo bene, ma ogni aiuto concreto è un passo avanti. Noi ci siamo e continueremo a lavorare per sostenere chi è in difficoltà e per dare nuova forza al nostro tessuto economico ed anche sociale. Con il sostegno giusto alle famiglie, alle imprese, a chi lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore. Ci speriamo tutti, ci riusciremo. Corte dei Conti Pino Zingale traccia un bilancio e lancia comunque un allarme, poche denunce dall'amministrazione. Un rilevante numero di denunce è costituito da atti trasmessi in adempimento di specifici obblighi di legge e, in particolare, delibere di riconoscimento di debiti fuori bilancio, mentre le autonome denunce di danno, trasmesse dalle amministrazioni, nonostante gli obblighi più volte richiamati da questo ufficio, costituiscono una limitata parte del flusso totale. Lo ha detto il procuratore della Corte dei Conti Pino Zingale nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si è tenuto a Palazzo Osteria a Palermo. Cominciano, ha evidenziato, a prendere quota le denunce inoltrate dalle ASP e dalle altre aziende sanitarie regionali per fattispecie di mala sanità. Si rileva, purtroppo, ha chiarito Zingale, che la maggior parte delle segnalazioni perviene dall'autorità giudiziaria. Significative per numero ed entità, le segnalazioni relative all'equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi. Cominciano a crescere le segnalazioni da parte della giurisdizione tributaria le cui pronunce, ha continuato, venivano sovente all'attenzione del PM contabile solo a seguito degli ulteriori sviluppi amministrativi del relativo contenzioso, su segnalazione dell'amministrazione finanziaria. Zingale ha poi parlato di un significativo numero di segnalazioni della Procura europea connesse ad illeciti relativi a finanziamenti del PNRR. Si tratta di importi, ha concluso, spesso rilevanti attraverso il cui non corretto utilizzo, oltre ad attrarre un indebito interesse della criminalità organizzata, quella mafiosa prima di tutte, si rischia di neutralizzare l'obiettivo politico dell'intervento finanziario europeo.
E adesso sanità, convegno organizzato da Omnia Congress, oggi un importante incontro sul tema il contenzioso e i rischi quotidiani connessi all'attività odontoiatrica. Ecco, oggi questo interessante convegno con quali finalità? Allora, la professione medica e particolarmente la professione odontoiatrica è cambiata nel tempo e sono cambiate anche le regole della nostra professione. E quindi oggi si parlerà più che altro degli aspetti, diciamo, sindacali e diciamo, di prevenzione, di previdenza e di assicurazione sulla nostra professione. E quindi questo è un aspetto che in un certo periodo non era stato assolutamente preso in considerazione dalla nostra classe medica, ma oggi, visto le normative, visto l'evoluzione delle professioni sanitarie, è assolutamente indispensabile avere una preparazione in merito anche all'aspetto dell'assicurativo e anche dell'aspetto pensionistico questo. Quindi questa è una giornata che per la nostra professione è importante per dare anche una preparazione e una conoscenza più adatta alla situazione normativa di questo periodo. Parliamo di questa iniziativa con le finalità di questo convegno. Sì, è un'iniziativa assolutamente diversa rispetto alle solite, perché non entra nel merito di questioni cliniche, ma entra nel merito di questioni gestionali, amministrative e fiscali, e che soprattutto hanno quella utilità per garantire ai colleghi i percorsi di attuare della previdenza. E questa cosa, al di là che può sembrare una cosa rivolta a coloro che si apprestano ad andare in pensione, mentre invece deve coinvolgere i giovani, perché dai giovani si parte per realizzare il proprio monte, diciamo, che poi consentirà una tranquillità nel momento della pensione. E gli abitanti della via Piersanti Mattarella ci hanno inviato dei video nei quali evidenziano da giorni un'evidente perdita d'acqua documentata dalle immagini. È impensabile, affermano, che in una città assitata e sottoposta a lunghissimi turni di erogazione a causa della carenza idrica si perda in questo modo un consistente quantitativo di liquido che sarebbe prezioso per lenire i disagi della popolazione. I residenti fanno appello a quello che dovrebbe essere il buon senso nell'amministrare, sollecitando un intervento immediato per evitare ulteriori problemi e costi a carico dei cittadini. E ancora segnalazioni, questa volta provengono da uno dei rappresentanti del comitato Gioeni, Angelo Piraneo, che facendo seguito ad una nota già inoltrata nei giorni scorsi al comune di Agrigento, torna a segnalare la perduranza mancanza di luce dei lampioni siti su parte della via Gioeni, nonché l'estendersi dunque dell'oscurità anche in altra porzione della stessa strada. Tenuto conto che la mancanza di illuminazione pubblica, dice, riguarda un lungo tratto di strada dall'ex OVS al secondo parcheggio e che ciò comporta disagi e pericoli per i passaggi, chiede all'amministrazione comunale di adoperarsi sollecitamente per risolvere la questione. E adesso parliamo di sbarchi, questa volta ci sono anche 2 salme e una donna in gravi condizioni su un barchino che è stato soccorso a 43 miglia da Lampedusa da una motovedetta della Guardia Costiera. I militari hanno agganciato a sud-ovest il natante con a bordo una quarantina di migranti e in relazione ai 2 migranti morti verrà fatta oggi l'ispezione cadaverica sui corpi
trovati dalla motovedetta della Guardia Costiera. Stando a quanto emerso, subito dopo lo sbarco a Molo Favaroro, i 2 giovani uomini potrebbero essere morti a causa di ustioni da idrocarburi. Allerta massima per la donna che sta male. I fratelli Nunzio e Domenico Serio di San Lorenzo si sarebbero riforniti dalla famiglia mafiosa di Villa Seta, la cui guida ci sarebbe il pregiudicato Pietro Capraro per fare transitare droga tra Palermo e Agrigento. Le conversazioni sono agli atti dell'ultima inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Palermo. L'elenco dei nomi è al vaglio degli investigatori. Adesso parliamo di abbandono selvaggio dei rifiuti, perché l'amministrazione comunale di Agrigento ha tracciato un bilancio dell'attività svolta per la repressione. Sono state riscontrate circa 80 violazioni, a fronte delle quali la Procura ha già inflitto 22 decreti penali di condanna con ammenda non più amministrativa ma penale di 2.500 euro ciascuno. E adesso parliamo di musica. Ieri sera grande serata al Teatro della Posta Vecchia. L'abilità artistica di Marco Tamberi ha fatto rivivere i Genesis, riproponendo ad un pubblico entusiasta una carrellata di brani che hanno fatto la storia del gruppo e della musica in generale. Marco Tamberi stasera al Teatro della Posta Vecchia ha fatto rivivere i Genesis, un excursus lunghissimo che ha ripercorso i brani più belli e più importanti. Una grande passione quella sua per i Genesis. Sì, è una passione che nasce da lontano, dall'adolescenza, e poi diciamo ripresa negli ultimi tempi, e dove ho ritrovato ancora di più l'amore per questa musica. E suonandola ti rendi conto anche della grandezza di questa musica, di composizioni che vanno al di là del tempo. Quindi sono molto orgoglioso di questo progetto in cui mi sono inoltrato. Si trova ad Agrigento, lei ha detto un bolognese che questa sera suona musiche inglesi e però lo fa in Sicilia. Sì, in effetti può sembrare paradossale, però diciamo la musica unisce, e la musica, soprattutto la grande musica, non ha paese, non ha tempo, ecco, quindi è stata per me una grossissima opportunità venire qua in Sicilia. Io non sono di Bologna, sono di Reggio Emilia, il vicino, ma però diciamo sono emiliano, mi sento contento di essere emiliano, e devo dire che la Sicilia stasera ha dato una buona prova di interesse verso questa musica. Devo dire che sono rimasto molto contento. E comunque il suo è un talento eccezionale, perché lei questa sera ha suonato il piano, ma l'ha fatto anche cantare. Questo sarebbe quello che qualcuno mi dice che riesco a fare, forse è un po' una delle mie caratteristiche migliori, anche perché avendo anche cantato, essendo anche cantante in parte, riesco un po' di più a immedesimarmi magari anche nella parte solista, e quindi quando la suono è come se la cantassi, e se qualcuno coglie questo aspetto vuol dire che sono riuscito nel segno. Un saluto ad Agrigento. Agrigento veramente mi ha stupito molto per quello che ho visto oggi, è una città molto, molto bella, non ho potuto apprezzare il mare perché i tempi sono stati molto ristretti, però è una città veramente molto, molto carina, e poi quest'anno con il fatto della capitale della cultura spero che ci sia molto interesse e molto turismo.
fermiamo adesso per la pubblicità e torniamo tra poco. A Ribera è stata piantata una talea dell'albero Falcone, un simbolo di forte legalità. C'è il servizio. Significativa cerimonia presso l'Istituto Comprensivo Crispi di Ribera, nell'ambito del progetto nazionale Un albero per il futuro, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dall'Arma dei Carabinieri attraverso il reparto Carabinieri Biodiversità. Nel corso dell'evento, 4 militari del reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria hanno messo a dimora una talea dell'albero di Falcone, simbolo di memoria e impegno per la legalità. La pianta, derivata dal Ficus macrophylla che cresce davanti all'abitazione palermitana in cui viveva il giudice Giovanni Falcone, rappresenta un emblema della lotta alla mafia e della diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. L'iniziativa ha coinvolto attivamente gli studenti e il personale scolastico, che hanno avuto modo di approfondire i valori di legalità, cittadinanza attiva e tutela dell'ambiente, principi cardine del progetto Un albero per il futuro. Il progetto mira a creare un bosco diffuso della legalità nelle scuole italiane, con alberi simbolici piantati in diversi istituti per sensibilizzare i giovani sull'importanza del rispetto del territorio e del contrasto alla criminalità organizzata. La cerimonia ha rappresentato un momento di grande valore educativo e simbolico, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola e delle istituzioni nel promuovere la consapevolezza e la responsabilità civica tra i cittadini di domani. E siamo allo sport con i consueti servizi di Carmelo Lentini, che ci parlerà dell'Acragas e degli impegni del campionato di eccellenza. Dopo le recenti sconfitte sia interne che esterne, alle quali si aggiungono le aperte contestazioni dei tifosi della Curva Sud, l'umore in casa Acragas è decisamente sotto i tacchi. Quella appena trascorsa è stata una settimana molto sofferta, con diversi calciatori che hanno fatto ricorso all'infermeria. Per cui il tecnico Favarini deve fare i conti con una rosa sempre più ristretta anche per le concomitanti squalifiche di alcuni calciatori di prima squadra. Contro la Cireale può comunque succedere di tutto, anche se tra i pochi tifosi rimasti della tribuna serpeggia un certo pessimismo. La stagione appena sta per terminare e sembra essere sempre più compromessa, ma l'obiettivo stagionale è purtroppo cambiato. Adesso si lotta per salvare il salvabile, cioè la stagione, per evitare un tracollo ventilato da certe voci che indicano il gigante pronto ad ammainare bandiera. Sarebbe una macchia indelebile che costringerebbe l'Acragas a scomparire dalla geografia calcistica e quindi ripartire da zero. Ma sarà proprio così. Qualcuno come l'avvocato Giuseppe Arnone si è avvicinato al club per cercare di risollevare il blasone, ma occorre anche altra gente pronta a finanziare sino a fine campionato. In questo momento l'ex patrone Deni sembra essersi defilato e all'orizzonte non si vedono alternative valide. Ed è con questo clima non certo idilliaco che l'Acragas si appresta a disputare il confronto con la Cireale, che in queste ultime settimane ha registrato delle fiammate di orgoglio. Domenica scorsa è riuscito a battere il capolista Siracusa e all'Esseneto verrà seguito da un'ottantina di tifosi autorizzati dalla locale questura. Il coach Favarin darà spazio a qualche giovane? Sembra proprio di sì, anche se tutto dipende dall'ultimo tentativo di recupero poco prima del fischio d'inizio della gara. A proposito, la gara in programma a partire dalle 15 è stata affidata a Marco Gambirasio di Bergamo, che verrà collaborato da Ivan Melliuciuk e Nicolò Selleri, entrambi della sezione di Bologna. E parlando di atmosfera pre-gara, i tifosi della Curva Sud a Cragantini diserteranno il proprio settore in aperta contestazione con la società e rimarranno pacificamente davanti il settore con sciarpe e bandiere. Praticamente si prospetta una domenica surreale. Nel campionato di eccellenza Girone A, dopo aver vinto lo scontro diretto con il Città di Gela,
L'Athletic Club di Palermo stacca di 4 lunghezze la diretta rivale e si avvia a tagliare il traguardo della promozione in Serie D. La compagine palermitana, ricordiamo del tecnico Filippo Raciti, non conosce ostacoli e domenica prossima affronterà fuori casa il Castellammare. Il Città di Gela rimane invece sulla scia della capolista ormai quasi imprendibile, salvo improvvisi scivoloni, e sul proprio terreno dovrà vedersela con l'Ostica Folgore. Ritorna invece tra le mura amiche l'Unitas Sciacca con l'Oratorio Marineo. Da non dimenticare che la compagine saccense sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia, fase nazionale al Gurrera con il Barletta mercoledì prossimo 5 marzo. Il ritorno invece si disputerà in Puglia allo stadio Puttilli mercoledì 12 marzo. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione Girone C, duello all'ultimo sangue tra Camarat e Giarre. La compagine etnea si trova in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sui rivali del Camarat, ma domenica potrebbe verificarsi un nuovo sorpasso. Infatti la compagine giarrese del tecnico Sebi Catania dovrà osservare un turno di sosta, mentre il Camarat sarà impegnato sull'ostico rettangolo di gioco del Serra di Falco. Tutto passa dal risultato di questo match in terra di Sena, per cui se il Camarat riuscisse a superare i padroni di casa, ritornerebbe a veleggiare in vetta alla classifica, pur se di un solo punto. Il Casteltermine ritorna in casa con il fanalino di coda San Pietro. L'Aragona invece, con il nuovo tecnico Mauro Miciche, sarà ospite del Sadda Domenica Vittoria. Infine il Gemini sul proprio campo con il Villarosa affronta il San Sebastiano. Per quanto riguarda invece la prima categoria Girone B, dove è impegnata l'Empedoclina di Mariano Cordato, la compagine marinara, dopo il successo esterno ottenuto e che ha migliorato sensibilmente la classifica generale, deve continuare a vincere per uscire dai bassifondi della bassa graduatoria che la vede ad un passo dalla salvezza diretta. Infatti la salvezza dell'Empedoclina si trova a soli 2 punti ed è preceduta dal Capofranco e dallo Sporting Termini, entrambi a quota 22. Ricordiamo che a quota 20 c'è l'Empedoclina. Mancano appena 3 giornate ed in questo rush finale l'Empedoclina si gioca la salvezza diretta. Adesso si riprende domenica 9 marzo, perché questa domenica si riposa, e al Collura affronterà il Sant'Anna in diretta rivale per la permanenza in prima categoria. Termina qui il nostro telegiornale. Nell'augurarvi buon weekend, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sulla 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino, e poi in tutta Italia sul 268 delle Smart TV, online sul sito www.televideoagrigento.tv e anche sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alle prossime edizioni.